Ben ritrovati con Di Giovedì. Oggi continuiamo le interviste con le voci della politica locale. Abbiamo ospite il consigliere regionale del Partito Democratico, Giampaolo Trevisi. Benvenuto. Grazie, ben trovati a voi. Buon pomeriggio. Neoeletto, ovviamente una campagna elettorale, ne abbiamo parlato anche su questi schermi qualche mese fa, molto intensa. Lei, nuovo volto della politica, ed è arrivata anche la nomina, l'elezione nella commissione quarta del Consiglio regionale. Intanto l'emozione di entrare in Consiglio regionale. Io i primi giorni, subito dopo le elezioni, non me ne riuscivo a capacitare, insomma, perché per me era un'esperienza completamente nuova. E un mio amico dice che la vita è un boomerang e quindi evidentemente torna indietro quello che uno ha lanciato in aria. E non tanto nel mese di campagna elettorale, per me è stata anche più corta per motivi legati all'aspettativa, neanche dispendiosa perché volutamente non ho voluto spendere tanti soldi in una campagna elettorale, quindi credo che poi alla fine queste circa 9.500 persone che hanno scritto Trevisi siano persone che mi abbiano conosciuto negli anni, e devo dire che questo mi ha riempito di gioia e di soddisfazione. Infatti numeri insomma assolutamente importanti che sono stati riconosciuti, diciamo, anche con la presidenza di una commissione consigliare. Lo vediamo in questo articolo di qualche giorno fa. Lei e un'altra veronese, la vicepresidente uscente De Berti, quindi anche la compagna di avventura in questo senso, insomma, di un certo livello, sebbene di colore politico diverso, appunto siete entrambi presidenti attualmente di una commissione consigliare. Per lei la commissione quarta, e lo leggo perché altrimenti mi sbaglio: valutazione delle politiche pubbliche, degli effetti della legislazione regionale e promozione della legalità. Cosa significa e insomma cosa farà Trevisi da presidente di commissione? Allora, io sto studiando anche io, perché è nuova l'avventura politica, è nuova questa commissione, è nuovo il consiglio. Diciamo intanto sì, la soddisfazione di aver avuto la presidenza. È una presidenza, devo dire la verità, che da regolamento viene data all'opposizione, quindi questo c'è da dire. Sono stato scelto io e non c'è stato nessun dubbio all'interno del gruppo nostro di minoranza, non solo del PD ma anche degli altri, e devo dire che ci sono state anche le votazioni della maggioranza, insomma, quindi mi ha dato soddisfazione. Riconoscono in me ovviamente una persona che su legalità e sicurezza può dire la propria, se non altro per i miei più di 30 anni di polizia. Quello che dovrà fare la Commissione è legato in qualche modo sono atti interni, nel senso che vanno a verificare se poi le politiche attuate dalla regione sono in qualche modo hanno avuto risvolti positivi, se potrebbero essere in qualche modo applicate meglio. E poi c'è una parte legata anche a quella che è invece la promozione della legalità, sulla quale io punto molto. A me piacerebbe anche uscire un po' con la commissione e farsi vedere anche all'esterno del Palazzo della Regione. Mi riferisco soprattutto ai più giovani, ai ragazzi che noi dobbiamo convincere di farli tornare al voto e quindi di riavvicinarli in qualche modo alla politica. È una bella commissione dove in realtà si può fare davvero tanto, e credo insomma ecco che l'impegno debba essere tanto e debba essere trasversale. Siamo proprio all'inizio di questa legislatura regionale, c'era un po' l'aria di primo giorno di scuola, però adesso insomma si comincerà. Qual è l'atmosfera in Consiglio? Anche appunto lei fa parte dell'opposizione, quindi parte diciamo da una posizione svantaggiata, nel senso che l'iniziativa politica poi è di altri. Com'è l'atmosfera? Come ha trovato l'impatto? Lei che appunto è nuovo anche di questo ambiente. No, io devo dire che l'impatto è stato molto positivo. Io la prima seduta del Consiglio, quando poi c'è stato anche il discorso introduttivo del Presidente Stefani, un discorso che a me è piaciuto e che secondo me ha gettato le basi per un lavoro da fare bene. È chiaro che poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Io riconosco che c'è un buon gruppo del Partito Democratico, sono persone, alcune sono già con una loro esperienza, parliamo di Montanariello, della Bigon e della Luisetto, gli altri siamo nuovi, alcuni giovani, quindi secondo me anche come opposizione si potrà fare tanto, ma ripeto, il concetto che poi è quello che propone anche Giovanni Monildo, che è il nostro capogruppo, di fare qualcosa che non deve essere per forza distruttivo, insomma. Quindi di collaborare per il bene del Veneto e dei veneti e magari di proporre anche qualcosa che possa essere utile e che possa essere condiviso anche da parte della maggioranza, che indubbiamente ha le redini per tirare insomma il gioco. Senta, lei ha già citato il tema della sicurezza, lei appunto è stato direttore della scuola di polizia di Peschiera, ma appunto viene da una lunga carriera nella Polizia di Stato.
Si parla spesso di percezione di sicurezza da parte del cittadino, anche se magari poi a volte questa percezione viene data da elementi non concreti, non fattuali o comunque marginali. Questa percezione del cittadino è da ascoltare? Se sì, in che grado? Allora, io cito Franco Gabrielli, che è l'ex capo della polizia con il quale io ho fatto un meraviglioso incontro, credo uno dei massimi esperti della sicurezza. Quello che lui dice è che alla fine probabilmente è errato parlare anche di percezione della sicurezza, perché se io, persona anziana, la sera non voglio uscire perché ho paura di uscire, o se io, papà o mamma, non voglio far uscire mia figlia perché ho paura, in realtà sarà pure una percezione, ma è sicurezza. Quindi io non mi sento sicuro di uscire o di far uscire i miei figli. Quindi ecco, la parola percezione forse va tolta quando si fanno questo tipo di ragionamenti, perché se no si continua a dire sì, però è solo un problema di percezione, in realtà la sicurezza c'è, i reati calano. No, la sicurezza va garantita a tutti i cittadini e quindi io leverei la parola percezione. Ed è un tema indubbiamente importante, se ne è parlato tanto anche durante la campagna elettorale, anche se poi la Regione non ha un assessore alla sicurezza e non ha, diciamo, compiti specifici su questo. Però è chiaro che essere più sicuri, come dico spesso io, vuol dire essere più liberi, quindi credo che l'interesse sia di tutti. Poi quando si parla appunto di sicurezza, spesso anche nel dibattito pubblico locale si parla più di piccoli i reati di strada, quelli che vengono chiamati così, non so se è un termine tecnico, poi però magari non ci si accorge dei grandi reati, quelli della mafia, quelli che sono poi veramente destabilizzanti per la società. Come si fa a lavorare anche su questo nei confronti della cittadinanza, anche capire che certo tutti i reati creano insicurezza, però ce ne sono veramente di gravi su cui bisogna incidere. Sì, io capisco che i famosi reati di strada, come diceva, o gli episodi dovuti a baby gang, ovviamente non ci fanno sentire sicuri, no? Non fanno sentire sicuri le nostre passeggiate, le nostre serate fuori. È giusto, ecco, però ricordare che ci sono reati a livelli anche molto più alti, che lì per lì magari danno meno insicurezza, ma che sono anche più gravi, insomma. E io credo che l'attenzione debba essere su tutti i fronti. Io proprio stamattina leggevo un articolo di Pierpaolo Romani che parlava della presenza di associazioni mafiose nel Veneto che non colpiscono con le pistole, non fanno atti di ritorsione, non fanno nulla, però in realtà investono milioni e milioni di euro. Questo è anche un fatto che non va assolutamente sottovalutato. Quindi ecco, non bisogna dedicarsi né troppo alla macrocriminalità, però neanche dedicarsi solo alla microcriminalità o ai famosi reati di strada, perché in realtà il problema è molto più ampio. Diceva giustamente la Regione non ha deleghe specifiche sulla sicurezza, però lei ha presentato una mozione o presenterà insomma una mozione per la riattivazione o comunque il miglioramento della scuola di polizia locale regionale. Ci spieghi di cosa si tratta? Allora, io ho provato sulla mia pelle, perché poi le esperienze che si fanno sono sempre quelle più importanti. Ho avuto con me, quando ero direttore della scuola peschiera, un agente che dopo 3 mesi di corso ha deciso di tornare a Padova e fare l'agente della polizia locale. Lui era di Padova, conviveva già con la ragazza a Padova, quindi anche se è in crisi e in lacrime ha detto: direttore, io lascio. Ecco, dopo 3 mesi di corso lui è andato a fare l'agente della polizia locale a Padova, io ho saputo attraverso di lui e tuttora continua a essere uno dei più esperti agenti della polizia locale di Padova, nonostante avesse fatto solo 3 mesi di corso. Perché? Perché succede che invece alle donne e agli uomini della polizia locale, che una volta vinto il concorso gli mettono la divisa e li buttano subito, tra virgolette, in mezzo alla strada, in realtà non ci siano corsi di formazione, perché non è previsto, perché non c'è una scuola. Io stesso come scuola di peschiera, grazie a delle convenzioni fatte con i comuni, abbiamo formato in periodi in cui non c'erano poliziotti la polizia locale di Jesolo e di Vicenza, e ti accorgi proprio della loro fame di sapere, di avere cose soprattutto a livello pratico, parliamo di tecniche operative, di tiro. Secondo me, siccome quando si parla di sicurezza si parla anche di polizia locale, che sappiamo bene che non è una forza dell'ordine, ma che sicuramente può contribuire a una gestione diversa della sicurezza nell'ambito cittadino, bisogna pensare quindi a una loro formazione strutturata che li possa rendere più sicuri e di conseguenza possa poi aiutare la gente a sentirsi più sicura. Formazione, spesso si parla di numeri, carenza di agenti o carabinieri, insomma, forze di polizia e anche organizzazione, insomma ci sono tante questioni, forse non solo un numero, non solo uno. In generale le forze di polizia, secondo lei, sul territorio, da esperto del settore, qual è
qual è la necessità primaria? Allora, ci sono indubbiamente carenze di organico, sono dovute a un blocco dei corsi che c'è stato ormai diversi anni fa, quindi non è una responsabilità recente. Indubbiamente quindi i corsi che adesso si stanno facendo, che sono anche numerosi, non riescono neanche a andare a sostituire le persone che vanno in pensione. Quindi la previsione, speriamo, e francamente qui vado oltre la politica, perché che lo faccia un governo di centrodestra o di centrosinistra, la speranza è che questo possa avvenire, di almeno pareggiare, no? Di fare il famoso turnover, che per ora purtroppo ancora non è possibile farlo. È una carenza di organico che non riscontra solo la Polizia di Stato, anche i Carabinieri, anche la Polizia locale. Quindi indubbiamente rispetto a questo, considerando che nessuno ha purtroppo una bacchetta magica per poter risolvere i problemi, bisognerebbe pensare forse a un'organizzazione diversa. Noi qui in Veneto, per esempio, non che sia la soluzione, ma paghiamo il fatto di non avere un numero unico europeo di emergenza, il famoso 112. E paghiamo il fatto in una città come Verona, così come in altre, di avere diverse sale operative della polizia, dei carabinieri. Paghiamo il fatto, e questa arriva a una proposta concreta, che ovviamente non è da regione, più che a livello nazionale, del fatto che tanti dei miei poliziotti, li chiamo miei perché sono formati anche io, sono dietro agli sportelli dell'ufficio immigrazione, dell'ufficio passaporti, e se venissero sostituiti, ecco, da lavoratori interinali piuttosto che da personale civile dell'amministrazione interno, potrebbero andare su strada. Ecco, queste sono piccole migliorie a livello organizzativo che però non può prendere un questore da solo, perché ovviamente deve fare anche i passaporti, deve fare anche i permessi di soggiorno, ma che secondo me potrebbero dare una piccola mano per poter portare avanti qualcosa di concreto sulla sicurezza. Sicurezza va a braccetto con la giustizia, c'è in ballo un referendum. Sentiamo un minutino di alcune opinioni di un gruppo di avvocati che si propone per il sì al referendum. Sentiamo cosa dice, poi magari la sua opinione. La prima ragione fondamentale è quella di uniformare la nostra Italia a tutte le altre democrazie europee, quindi con 3 ruoli ben distinti tra giudice, pubblico ministero e difesa. Diciamo che con la riforma del codice dell'88 diventa lineare, conseguenziale e coerente che ci siano 3 figure di riferimento fondamentali, cioè giudice, accusa e difesa, e che siano separati tra di loro. Quello che noi vorremmo è che anche non vi fossero falsi problemi di natura politica. Non è una questione politica, è una questione di civiltà giuridica, non è un problema di sottomissione del pubblico ministero all'esecutivo, perché questo non è in questa riforma e dovrebbe essere fatto con una differente riforma sempre di rango costituzionale, quindi è un qualcosa oggi che non è nemmeno prospettabile. Per quanto riguarda il CSM invece il problema è totalmente diverso, lì si chiede un sorteggio e nulla più di un sorteggio garantisce ovviamente un corretto esercizio del potere. Lei, quando il Comitato per il No ha superato le 500.000 firme, ha diramato una dichiarazione in cui si riteneva soddisfatto, quindi immagino la pensa un po' diversa dagli avvocati che abbiamo sentito. La penso diversa, sì. La mia soddisfazione intanto era l'ottimo risultato avvenuto in poco tempo. Questo è una dimostrazione di quanto ci sia voglia di sapere, di informarsi un po' di più, perché poi il vero problema penso sia questo, no? Il fatto che si rischia di arrivare a una data del referendum che, come sappiamo, non ha neanche un quorum, quindi per quante persone possano andare, per quante poche persone possano andare, comunque ci sarà comunque la vittoria del sì o del no, senza avere poi la giusta formazione. Quindi la soddisfazione era per quello. Io sono convinto per il no per una serie di fattori che poi sono più o meno quelli elencati adesso. Ecco, io non credo assolutamente nel sorteggio. Conosco bene la storia del correntismo, ma è un correntismo che troviamo un po' ovunque. Io credo che in qualunque istituzione c'è un correntismo dovuto a, poi lo vogliamo chiamare correntismo, lo vogliamo chiamare carro dietro alla persona che in quel momento è l'amministratore delegato, piuttosto che il capo, piuttosto che c'è sempre stato. Io non credo nel sorteggio perché parlavamo prima delle elezioni, ecco, se uno lo dovesse poi trasportare nella politica, e allora io invece di aver ottenuto 9.500 voti potrei andare a fare il consigliere regionale perché sono stato sorteggiato fra una serie di cittadini. E anche sul sorteggio c'è da dire una cosa, perché io riconosco il fatto che questa riforma Nordio non è una assoggettazione della magistratura alla politica,
però è indubbio che per esempio il sorteggio per i magistrati che andranno a far parte del CSM sarà un sorteggio su tutti, il sorteggio dei membri togati, cioè di coloro che invece andranno, dei membri laici, di coloro che quindi non sono magistrati, verrà fatto sempre un sorteggio, ma in base a un elenco che invece verrà stilato dalla maggioranza, quindi è già qualcosa di più indirizzato. E siccome sappiamo poi il potere che hanno i CSM, è chiaro che già questo qualche dubbio lo mette. Una cosa mi sento di dirle importante, e mi ha fatto piacere che gli avvocati questo non l'abbiano detto, perché invece passa anche questo, che con questa riforma si risolvano tutti i problemi della giustizia. Ecco, assolutamente no. Cioè io conosco amici, sostituti procuratori, giudici, e devo dire che purtroppo i problemi della giustizia sono altri. Torniamo al problema dell'organico, dei mezzi, della digitalizzazione, e quindi ecco, far passare il messaggio che finalmente con questa riforma si risolveranno i problemi, finalmente non ci saranno più i casi Carlasco, più altri casi che sono stati citati. Questa è un'enorme falsità e credo che alla gente si debba dire la verità e non prenderli in giro. Sì, no, ecco, gli avvocati che abbiamo intervistato effettivamente su questo erano chiari, dicevano è un aspetto tecnico secondo noi, non è una rivoluzione Ma infatti del sistema. Interventi molto moderati. Ecco, io non credo francamente neanche in questa separazione, no? PM e giudice. Già adesso, premesso che lo 0,5% fa questo passaggio da giudice a PM o viceversa, passaggio che fra l'altro può essere fatto una volta nella vita, perché io poi mi confronto con persone, no, per questo fatto che oggi loro possono essere giudici, domani PM, non è già così, quindi non cambia nulla. In più ci sono dati statistici anche abbastanza eloquenti che dicono che molto spesso i giudici che si ritrovano a decidere le proposte fatte dai PM si ritrovino con una decisione completamente diversa. Quindi anche qui è una cosa che francamente non vedo come possa risolvere i problemi, se non andare a fare un referendum con tutto ciò che costa per non avere poi risultati secondo me importanti su quello che poi sono i cittadini che devono andare a votare. Torniamo a Verona, insieme alla sua collega del Partito Democratico Anna Maria Bigon ha detto Verona ha bisogno di più risorse e di diventare città metropolitana. Ne abbiamo parlato tanto anche in questa sede della città metropolitana, quindi non le chiedo tanto i vantaggi, le chiedo se secondo lei c'è uno spiraglio per arrivarci, al di là appunto dell'utilità che sembra abbastanza trasversale, insomma, per buona parte dei partiti politici. Sì, io credo che i vantaggi siano oggettivi e credo che sia arrivato il momento giusto per Verona, che io considero una città, parlavamo prima fuori onda di Venezia, no? Che è questo meraviglioso museo a cielo aperto. Verona credo che sia perfino più importante di Venezia sotto certi aspetti, per la posizione geografica, per il tipo di turismo, per tutte le attività, per il territorio dell'intera provincia, e quindi credo che a Verona vada riconosciuta assolutamente questa città metropolitana, che porterebbe a vantaggi oggettivi e che francamente non vedo come una cosa irraggiungibile. Ci vuole sicuramente uno sforzo, anche in questo caso uno sforzo trasversale, e tutta la politica davvero qui senza bandiere o senza colori dovrebbe puntare a far sì che Verona... Adesso ecco, ci saranno tra poco le Olimpiadi, a Verona si chiuderanno le Olimpiadi, si apriranno le Paralimpiadi. Cioè, Verona è riconosciuta, credo, a livello nazionale non solo come una città importantissima, e quindi bisogna lavorare perché diventi città metropolitana. Siamo in chiusura, le chiedo una battuta proprio su Verona. Nel 2027, fra poco più di un anno, si voterà per le amministrative. La politica insomma si sta un po' animando, lei oramai è nel mondo della politica. Pensa che il centrosinistra, insomma il campo a cui lei appartiene, riuscirà a restare unito e compatto e a proporsi di nuovo, a imporsi di nuovo a Verona, anche se il centrodestra sarà unito, o è una sfida impari? Allora, con un centrodestra unito, io devo dire la verità, credo insomma sia una sfida difficile, nonostante il centrosinistra abbia in mano adesso la città, un centrosinistra che sta lavorando, secondo me, facendo diversi lavori nella città, diversi lavori che portano anche disagi, e quindi mi rendo conto che nell'immediato probabilmente
i cittadini si possono anche lamentare. Alla fine, secondo me, probabilmente i risultati ci saranno e credo che se si ripresenterà così come ha detto il sindaco Tommasi, la coalizione resterà. Io conosco poco della politica e ci sono appena entrato, però credo che la coalizione di centrosinistra resterà compatta col sindaco uscente, e col centrodestra bisognerà vedere. Io continuo sempre a sentire Flavio Tosi che aspira sempre a diventare sindaco, se riescano a trovare una quadra anche loro unita, e allora sarà una bella sfida. Le lancio una battuta: qualche lettore ci ha detto che se non dovesse essere sindaco Tommasi le piacerebbe avere Giampaolo Trevisi. Lei cosa dice a questo lettore? No, tanto io li ringrazio, perché anche questo è un attestato di stima e una riconoscenza. Io sto ancora smaltendo la sbornia delle regionali e adesso imparo a fare il consigliere regionale e cerco di farlo nel migliore dei modi. Dal 2027 è vero, manca poco, ma per me sono anche tanti giorni. Credo che il problema non emergerà, perché il sindaco Tommasi si ricandiderà, quindi io li ringrazio, ma insomma faccio il consigliere regionale e cerco di farlo nel migliore dei modi. Allora grazie Giampaolo Trevisi per essere stato con noi oggi. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Si chiude questa puntata di giovedì, vi ringrazio per averci seguito e vi invito ovviamente a continuare a seguirci sul nostro quotidiano digitale Daily Verona e ovviamente su tutti i canali del gruppo Verona Network. Buon proseguimento.